rischiare più su dei te non sto a tormentare stasera. Se del libro di Paolo Pilonca o dell'oggetto del libro di Paolo Pilonca, certo è che in questa occasione celebrativa io ritengo queste situazioni sempre molto rituali, sono sotto il segno di un riconoscimento pubblico, solenne, di una cerimonialità. E molta ne merita in effetti questo libro, perché per la prima volta nella storia della cultura sarda e credo nella storia mondiale in assoluto, si prende in considerazione con tanta serietà, con tanta intelligenza, con tanta competenza, un fenomeno assolutamente singolare, un fenomeno che ha pochissimi riscontri. Singolare il libro, singolare l'oggetto di cui il libro si interessa, parlare dell'uno significa inevitabilmente parlare dell'altro. La forza delle cose, la logica che si è venuta, come dire, a stabilire, ci toglie dall'imbarazzo. Parleremo di Paolo Pilonca. E stavolta il compito, per fortuna, è molto semplice, perché non occorre dire chi è Paolo Pilonca. Lapidibus quoque comitus. Noc ad Codulu in Sardegna, noc ad Algide, noc ad Oru, Chiloisca da Ries Paolo Pilonca. Probabilmente uno dei personaggi più noti in assoluto, ecco, del panorama sardo di questi anni. E se non mancavano ragioni perché la notorietà di Paolo Pilonca avesse molti titoli per potersi continuare, per poter risuonare anche in fila, con questo libro certamente entra nella storia, io credo, in modo definitivo. Paolo Pilonca è uno che da sempre, da quanto risulta dal libro, quasi all'inizio sospinto, ha amato la poesia sarda nel suo diverso sapore, che da sempre, avrebbe detto qualcuno, si è ingaglioffato nelle situazioni in cui appunto questo tipo di evento molto singolare della gara poetica accade, entrando in rapporto spesso molto intimo con i protagonisti di questo versante della cultura, non so se dire letteraria o antropologica sarda, fino a diventare addirittura un riferimento obbligato per questi stessi protagonisti. Risulta dal libro che a un certo punto si è venuta a intessere una rete molto fitta di comunicazione all'interno di questa sorta di comunità dei poeti estemporanei, sempre passando attraverso lui, perché
come un osservatore, come una competenza molto esplicita e molto accurata, molto attenta, provenendo peraltro da un mondo, da un orizzonte, che su questa poesia, su questo fenomeno culturale, aveva sempre espresso discredito. L'orizzonte dell'accademia, l'orizzonte della cultura egemonica, l'orizzonte della cultura parlata in italiano. Paolo Villonca, per esempio, candannaia la saspiatas e a salvitas, o quando appunto si imperiva un caichiudo e gustoso, in genere vi su chiedia dai gagliai e fi su giornalista e fi cuplu vi ha fatto una tesi su questo argomento con sudare professore. Già questo era un aspetto, per così dire, insolito, un aspetto che come minimo provocava stupore presso questi stessi protagonisti appunto della poesia estemporanea. E allora, come un altro che funzionava però da termine medio, come una sorta di tallone aureo, se mi consentite questa brutta metafora economicistica, funzionava come equivalente generale appunto all'interno di questo mondo che, per essere molto omogeneo dal punto di vista della produzione e dal punto di vista degli immaginari che si agitavano certo in questa forma di produzione, era per altri versi, è sempre stato così, un mondo abbastanza disperso. Disperso perché nomadico, perché itinerante, cada un zumo de gustos poetese, fiche un vane de petrolamentu, o un'anima di riparo, cioè l'errante per eccellenza. Quindi difficile da fermare, difficile da recapitare, nel senso che mancato di recapito era un recapito sempre improbabile. Paolo Villonca si è spesso trovato a dover fare il postino, comunque il ponte, tra costoro, in molte situazioni. Già questo è un elemento che dice con quanta dimestichezza, con quanta familiarità e evidentemente anche con quanto riconoscimento da parte degli stessi protagonisti Paolo Villonca si accostasse al fenomeno. Allora non stupisce che Tandoso, questo libro che io ritengo senza riserva alcuna meraviglioso, è stramaggio già molto solo. Un libro che ho letto idealmente dedicandolo a mio padre, che era a sua volta un cultore del verso saporo, non nel senso che lui li costruisse, li producesse, ma nel senso che faceva parte, per esempio, di quel versante della piazza che aveva il compito di memorizzare su cui sta di fatto a Polo e di tradurre in una forma fissa, in una forma ferma, in questo costruirsi, diciamo, di una tradizione, appunto, ciò che avrebbe rischiato altrimenti di essere molto effimero, di essere legato appunto
appunto all'istante, al momento di prodursi. E io ricordo viaggi di ore in macchina con mio padre che mi recitava gare poetiche sentite allora, in qualche situazione appunto. E per esempio era un estimatore, come dire, non trovo aggettivo, la mente mi congiona fra l'accanito e il forsennato, un estimatore di Gabriele Monte, un estimatore di Sant'Anna Gummeia. Paolo Pilonca mi racconta che Sant'Anna Gummeia è di ordine, in modo preciso, in modo indiscutibile. Allora io mi ero fatto convinzione che fosse di Moretti e che Boppi che fosse un Prestanone. Questo era il tipo di convinzione nella quale era entrato mio padre. E per esempio i versi famosi di Sant'Anna Gummeia, commente sos poetas dagli sfogu, commente sos vulcanos dagli sfogu, commente sul fatto. Commente sul vulcano dagli sfogu, è uno stato certificato, ma la inclusa la memoria. Non sono all'altezza che io passo. Commente sul vulcano, rodando il sfogo, andare su presenti di loro. Tegano? No. Tu uno di certi problemi. Ecco il direttore Bacco. Vabbè, nessuno si ricorda questa famosa. Commente sul vulcano, rodando il sfogo. Fumo e fuoco, andare a solo il sole. Gaitotto, sos poetas, stanno in sfogo, andare Andando su scantusenti in sudore. Sì. Che poi è una magnifica metafora che esemplifica, traduce il senso del tipo di analisi che faceva per esempio Bacchisio su questa necessità della parola e su questo essere portati, essere cullati, si potrebbe aggiungere appunto. Questa dedica ideale a mio padre nella lettura del libro di Paolo Pilonca l'ho vissuta anche, e credo che debba essere vissuta, come un giusto risarcimento che un fenomeno come questo meritava. Se n'era da tempo in attesa, in tempi di rivalutazione, di riconoscimento, mancava questo passo importante, cioè restituire dignità, riconoscere in tutta la sua grandezza, in tutto il suo significato, appunto, il valore di questo fenomeno che invece ha patito di lungo discredito, appunto, presso tutte le definizioni di poesia, soprattutto le definizioni estetiche di poesia, da parte naturalmente delle accademie. Ricordo per esempio ai tempi dell'università, in quegli anni dominava la figura di Petronio Acantri, un ragazzo, anzi per la precisione si trattava di una ragazza, osò azzardare l'ipotesi che la poesia estemporanea di questi poeti sardi fosse o potesse essere poesia. Poi non vi racconto lo scandalo di Petronio,
intervengo su questo tipo di reazione che era sintomatica. A parte il tipo, come dire, di diffidenza che poteva esserci fra l'alta cultura e le manifestazioni del popolare, qui secondo me interagivano in questo tipo di reazione appunto di rigetto, in questa reazione che respingeva addirittura l'ipotesi, interagivano secondo me altre componenti. Perché popolare, per esempio, del tipo di dicotomia che Croce aveva a suo tempo stabilito tra poesia colta e poesia popolare, il popolare era pur sempre nella forma fissa, o fissata nella tradizione o addirittura fissata nella scrittura, per cui appunto poteva esserci tra i documenti reperibili e come tali esplorabili raccolte di poesia popolare. E per esempio noi siamo pieni di canzonieri di vario tipo, sempre riferiti ad aree diverse, a incominciare dalla raccolta di Costantino Nigra in tempi abbastanza vicini a noi, per arrivare alla raccolta per esempio pasoliniana di poesia popolare. In genere per poesia popolare si intendeva quella. La popolarità o la dimensione appunto della poesia estemporanea era addirittura trasgressiva, altra, diversa, profondamente diversa anche rispetto a questa definizione di popolare. Allora è chiaro che il Petronio in quella occasione, in quel tipo di giudizio, evidentemente rivelava tutto il suo sgomento o comunque il suo disagio rispetto a un fenomeno non classificato, a un fenomeno non ancora situato dal punto di vista culturale. Era fuori delle sue cose, era nell'altrove, in questo altrove che naturalmente è la nostra cultura, in questo altrove che è la nostra perifericità. Petronio cancellava, rimuoveva dunque anche dal punto di vista di questa dialettica del confronto fra l'egemonico in termini generalissimi e la marginalità in termini estremamente particolari riferita appunto alle specificità di questo tipo di il risarcimento di Paolo Pillocca arriva opportuno, perché ben lontano dal poter condividere giudizi così, come dire, impropri, giudizi così inadeguati, entra con convinzione profonda, insasintraglia questa cosa e ne esplora, direi che riesce a squadernarne un po' in tutta la completezza della sua fenomenologia il valore, la complessità, il senso, con pagine bellissime tra l'altro, con analisi che talvolta anche dal punto di vista di saperi che non chiamerei letterari, che non chiamerei di critica letteraria, ma per esempio sociologici, riesce a far emergere, a far capire, a rendere addirittura luminosa la proprietà, le caratteristiche di questo fenomeno. Vi consiglierei di andarvi a leggere, per esempio, non appena il libro vi capiterà fra le mani,
le pagine dedicate alla piazza. Dedicate cioè a uno dei momenti, a uno dei problemi, a uno dei nodi certamente più delicati di questa situazione nella quale si trova il poeta estemporaneo nel momento in cui dà. Uno dei momenti più delicati certamente per quel che riguarda per esempio Samutta, di cui parlava Bachisio, ovvero questa sorta di termine intraducibile per il quale ci dà qualche idea introduttiva il suo improbabile equivalente e l'ispirazione. La piazza, nella mutta del poeta, occupa una posizione determinante. Molto di quello che il poeta riuscirà a fare dipende dall'orizzonte d'attesa della piazza, dipende dalle sintonie che si creano, dipende dal tipo di richiesta, dal tipo di attenzione, dal tipo di religiosità dell'ascolto, dipende da tutte queste condizioni catalizzanti di quello straordinario fenomeno che è il tirar fuori come ente sul vulcano, da esaldiscere in sono. E la piazza non sempre è soltanto la gente. La piazza spesso è luogo importante, è capace di condizionamenti anche dal punto di vista dello scenario, dal punto di vista del modo in cui è fatta, per esempio dal punto di vista dell'acustica, dal punto di vista dell'estensione. Una piazza troppo grande, per esempio, restituisce male la voce al poeta, è dispersiva rispetto a questa segna, è qualcosa che dissipa il messaggio. C'è una misura della piazza, è una misura che naturalmente gioca nell'ordine dell'attesa e della sintonia. E le pagine che Paolo Pilonga dedica a questo particolare nodo sono splendide anche dal punto di vista sociologico. Naturalmente ogni risarcimento conta e assume il suo reale valore nella misura in cui, piuttosto che risolvere i problemi chiudendoli, in un certo senso li rilancia più in là, ne apre altri. Perché un fenomeno così straordinario, singolare perché poverissimo di riscontri intanto nella dimensione, per così dire, sincronica. Non so quanti esempi si possano trovare su altre latitudini, su altre culture, di questo tipo di creazione estemporanea, ma riscontri rari anche dal punto di vista diacronico, cioè attraverso il tempo. Rari perché noi ne troviamo traccia soltanto in poche situazioni. E cercherò di dire quali. In che senso rilancia il problema il libro di Paolo Pilonga? Perché un fenomeno come questo intanto si rivela per essere già da subito come un fenomeno di grandi implicazioni antropologiche piuttosto che un fenomeno di implicazioni esclusivamente letterarie. Io non so fino a che punto
sia il caso di parlare di poesia riferendosi a questo tipo di creazione. Non lo so, non perché mi sembri di poter mettere un punto interrogativo su questo problema, ma perché mi sembra un problema secondario, una questione al limite marginale rispetto al tipo di valore che invece assume il fenomeno dal punto di vista antropologico. Che cos'è che rende possibile un fatto del genere in una cultura come la nostra? Ecco, un problema importante che il libro pone, non in termini diretti, ma appunto in termini di coinvolgimento e di implicazione. Il problema importante è questo. Recentemente, cercando di riflettere su un versante che non era certo quello della poesia estemporanea, ma evidentemente su un versante che presentava tutta una serie di possibili legami, per esempio sulla pittura in Sardegna, per esempio sul fatto che la Sardegna sia una terra di poeti, una terra di poeti e di pittori. Ho cercato di dare una risposta, veramente ho tentato, ho cercato di tentare, atteso ulteriormente, e l'ho fatto sull'onda di una suggestione. Il discorso suona non nuovo a qualcuno dei presenti, perché mi è capitato già di farlo in situazione pubblica a Selagius. La suggestione era data da un libro molto bello, in qualche modo inquietante e improbabile, però molto stimolante e sicuramente fecondo, di uno psicologo americano, un certo Julian Jaynes, in un libro pubblicato qualche anno fa dalla Adelphi, intitolato Il crollo della mente bicamerale e la nascita della coscienza. Mi è sembrato che le tesi di questo libro, almeno le tesi di fondo, potessero in qualche modo essere applicate a una cultura come la nostra. Sarebbe lungo e non semplice riassumere il contenuto di questo libro. Tuttavia, poiché in qualche modo ne devo parlare, forse è necessario che ne enunci almeno en passant, diciamo, il nucleo, il grumo. Secondo Jaynes, le culture arcaiche e soprattutto le culture che si inquadrano nello sfondo delle civiltà dette idrauliche avevano sviluppato in termini di specializzazione fisiologica soprattutto l'emisfero destro, ovvero l'emisfero che non presiede al linguaggio ma che presiede piuttosto, ecco, ai fatti allucinatori, ai fatti ripetitivi, ai fatti che riguardano la necessità di reiterare il comando, la regola, la prescrizione. Con una metafora Jaynes dice: l'emisfero destro è il luogo in cui gli dei si rivelano, ovvero
il luogo in cui insorgono queste voci interiori, questi comandi. L'emisfero sinistro è invece l'emisfero che presiede alla formazione e alla produzione del linguaggio. Naturalmente coesistono i due emisferi, ma c'è un'egemonia dell'emisfero destro in quelle civiltà. E c'è una ragione storica di questa egemonia dell'emisfero destro. La ragione è data dal fatto che in società fortemente centralizzate, soprattutto a livello di templi, e molto organizzate anche dal punto di vista della razionalizzazione complessiva del modo di produzione, si impone come necessità oggettiva che anche le periferie più estreme, più lontane, siano in contatto continuo con il centro, perché il centro è quello che elabora, per esempio, come dire, gli interventi di tipo idraulico nel mantenimento di questo complesso organismo che in genere è la canalizzazione, il regime delle acque, appunto, nella distribuzione sul territorio, e i templi sono templi di alto sapere ingegneristico dal punto di vista idraulico. È necessario che gli esecutori, cioè questi contadini che vanno anche nelle periferie lontane, abbiano sempre presente appunto quello che devono fare e lo sappiano con estrema precisione, perché una mossa sbagliata potrebbe significare la compromissione di un raccolto, potrebbe significare un danno ingente nell'economia e quindi nella comunità. Per cui è importantissimo che ricordino bene il comando e che abbiano la capacità appunto di reiterarlo, di ripeterselo, e l'emisfero destro è appunto l'apparato tecnico che consente questa reiterazione e dunque l'esecuzione al momento opportuno. Intanto, per intenderci, Jaynes fa qualche esempio di bicameralità in questo senso, cioè di predominio dell'emisfero destro. Nei poemi onirici osserva c'è la presenza di alcune cose un po' strane. Per esempio, quando il personaggio si vuole giustificare rispetto a qualche gesto che non ha nulla di razionale, che è sotto il segno, come dire, della scandalosità, che è estremamente improbabile, dice: non io ho voluto questo, un Dio me lo ha imposto. Ed è una formula ricorrente. Jaynes dice: attenzione, non è un topos letterario, è veramente l'esperienza, ecco, di un meccanismo che dipende dalla prevalenza dell'emisfero destro. Solo in tempi relativamente recenti e sicuramente più tardi rispetto a quel momento, per esempio nel mondo greco, incomincerà ad esserci un'atrofia dell'emisfero destro, una prevalenza del sinistro, quindi la nascita di una forma di razionalità che è già la razionalità della coscienza e l'origine della soggettività. Ma prima che questo accadesse, dice Jaynes, noi eravamo dominati dall'emisfero destro. Che cos'era questo emisfero destro dal punto di vista dei comportamenti culturali? E in che senso tutto questo può trovare applicazioni, traduzioni su una cultura come la nostra? Beh, se si pensa che il predominio di questa dimensione non ancora soggettiva è il predominio di una dimensione che è quella della langue,
cioè il grande congegno collettivo della comunicazione, che prevale come presenza rispetto all'uso personalizzato, cioè all'uso individuale dello strumento, io credo che, operata questa mediazione, molte cose di questo orizzonte siano traducibili sul piano sardo, nel senso che noi abbiamo fortissimo il senso della comunità, abbiamo addirittura soverchiante in noi il senso della lingua, che è lang più che linguaggio, è lang più che parole. Diventa sì parole nel momento in cui noi usiamo questa lingua, ma abbiamo una propensione forte, quasi irriducibile, a usarla reiterativamente, cioè a insistere soprattutto sulle coniazioni già presenti appunto nella lingua, per cui noi siamo in misura molto forte parlanti dalla lingua. Più che noi a parlare la lingua, è la lingua che ci parla, è la lingua che ci trasporta. E questo è verificabile, secondo me, su un arco molto esteso di situazioni culturali del nostro comportamento culturale. E credo che, per esempio, anche il caso della poesia estemporanea, il mistero di questo produrre a Boru, stia nel fatto che il poeta estemporaneo ha sviluppato questa sapienza, questa capacità tecnica, sa essere funzionario della lingua, è al servizio di una lingua che già per proprio conto parla e che ha bisogno naturalmente di essere fenomenologizzata, cioè di essere oggettivata, di essere tradotta. Non mi spiegherei altrimenti, da un punto di vista generale, un fenomeno come questo, se non attraverso le particolari sintonie, sono particolarissime certo perché solo alcuni ne sono capaci, di un qualcuno, il poeta estemporaneo, con la lingua, nel senso che la cavalca ed è al tempo stesso cavalcato, e dentro questa dimensione di fusione totale è una immersione straordinaria, sempre molto improbabile e tuttavia forte. Non trovo altra spiegazione, appunto, al di là di ipotesi di questo tipo. E tra l'altro, se le cose non stessero così, non si spiegherebbe neanche la singolarità del fenomeno. Non si spiegherebbe il fatto che i debolissimi riscontri che in tutti i casi è possibile reperire siano anch'essi situabili in aree che hanno ereditato un passato idraulico, un passato cioè di bicameralità, di cultura bicamerale, il che significa anche dimensione del mito, dimensione della metastoria, dimensione appunto di questo orizzonte della metasoggettività, e quindi
come dire, ecco, una singolarità addirittura esponenziale. Io credo che il libro di Paolo Pilonica, sto correndo il rischio di cui parlava Battis, delle parole che portano il pessimismo, io credo che il libro di Paolo Pilonica, fra i tanti meriti, abbia anche questo di autorizzare ipotesi certamente non facili e del cui azzardo sono perfettamente cosciente, circa possibili interpretazioni del fenomeno. Riaprire un problema e rilanciarlo, questo è fare cultura. Questo è togliere dal museo, dalla muffa, o comunque, come dire, da un orizzonte che è stato da sempre penalizzato appunto da discrediti assurdi,